Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina. Consiglio regionale infuocato questa mattina a Milano dopo il discorso del presidente Fontana sul rientro della Lombardia in zona arancione. Andiamo subito a vedere il servizio. Bagarre in aula al Pirellone subito dopo il discorso del governatore Attilio Fontana a proposito del ritorno della Lombardia in zona arancione. Al termine del suo intervento, il consigliere Michele Usuelli di Più Europa si è polemicamente inginocchiato davanti al presidente Fontana, chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio, ha detto Usuelli, un comportamento che ha provocato l'immediata reazione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e del PD, che hanno esposto alcuni cartelli con scritto Verità per i Lombardi, basta bugie, ora basta, la zona rossa è colpa vostra, chiedendo le dimissioni della giunta. Dai banchi della maggioranza hanno replicato con il coro andate a lavorare, mentre il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l'aula. A quel punto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, dopo aver formalmente censurato Usuelli, ha sospeso la seduta. Prima dell'inizio dei lavori, il consigliere del PD Pietro Bussolati aveva polemicamente consegnato a Fontana un abaco. A Varese continua a incombere l'emergenza Covid. Dopo i dati negativi di ieri, con la nostra provincia al primo posto fra quelle lombarde per nuovi contagi nelle 24 ore precedenti e con il primo caso in Italia di variante brasiliana in cura all'ospedale di Circolo e ancora con i dati dell'INAIL che dicono come Varese sia al secondo posto in Lombardia per numero di contagi sul posto di lavoro, si attendono i dati odierni sperando in un miglioramento che pur deve tener conto delle oscillazioni quotidiane. Nel tardo pomeriggio su prealpina.it tutti gli aggiornamenti. E passiamo alla cronaca. Paura, danni e quel che peggio 2 bambini di 1 e 11 anni finiti all'ospedale di Niguarda a Milano coi sintomi di un'intossicazione, ma per fortuna non in pericolo di vita e con altre 8 persone costrette a lasciare la loro casa. Questo è il drammatico bilancio dell'incendio divampato stamane poco prima delle 4:30 in un appartamento al primo piano di una casa di corte in Corso della Vittoria nel centro di Caronno Pertusella. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno e Busto Gallarate, i carabinieri, 4 ambulanze dell'Areu e l'automedica dei rianimatori. La situazione più seria era quella dei 2 bambini che avevano respirato il fumo e presentavano lievi sintomi di intossicazione, motivo per il quale si è deciso il loro trasferimento all'ospedale di Niguarda. Meno preoccupanti le condizioni delle altre 8 persone, rimaste però senza tetto. L'incendio, domato dai vigili del fuoco, ha infatti danneggiato gravemente la casa, provocandone l'inagibilità. E chiudiamo con lo sport. Domani, seppur raffazzonata, tornerà in campo l'OGM nel campionato di A1 di basket. I biancorossi, infatti, sono tornati ad avere a disposizione 7 giocatori dopo il focolaio di Covid e quindi da regolamento sono chiamati ad affrontare la prima partita da recuperare fra quelle saltate. Palla 2 alle 18 a Trieste. Domenica poi ci sarà il derby con Cantù, fondamentale in chiave salvezza. Questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questo pomeriggio alle 19. Buon pomeriggio!